Professor Pittau, l'ha sorpresa la notizia del ritrovamento di un insediamento etrusco a Tavolara? Io dico no, non mi ha sorpreso, no, mi invece conferma tesi da me sostenute in 18 libri scritti sulla lingua etrusca. 18 libri. Ecco, e in questi 18 libri tu avevi documentato tutti i collegamenti tra gli Etruschi e i Sardi. Immaginate, gli Etruschi erano padroni come i Sardi, erano padroni del Tirreno. E poi immaginava se potevano non avere uno stanziamento lì vicino allo stretto di Bonifacio, che era un passaggio internazionale. E gli Etruschi avevano interesse a controllarlo. E mi aveva in fondo questa che i sardi di cui si parla nell'Odissea, i Feaci erano i sardi, i proto-sardi. E questi erano cugini degli Etruschi, perché gli Etruschi derivavano il loro nome da Tirreni, che erano chiamati anche Tirrenoi da greci, Tirreni. Tirreni vuol dire costruttori le torri, ma le torri chi è che le ha fatte in maniera preeminente nel Mediterraneo? I nuragici. Mar Tirreno vuol dire mare nuragico. Quindi non ti ha sorpreso la notizia del ritrovamento No, non mi ha a Tavolara? Non mi ha sorpreso proprio, anche perché io sono a corrente che è stato trovato molto materiale etrusco in